Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi è con noi il direttore del giornale, Tommaso Cerno, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Buongiorno, eccomi, buongiorno, Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. grazie. Allora io vorrei iniziare veramente facendoti complimenti anche con un po' di invidia, perché stamattina hai avuto il coraggio di fare una cosa che io nel mio piccolo non ho mai avuto il coraggio di fare, cioè di confessare che l'islamismo è una fissazione di noi biechi, reazionari con la bava alla bocca, visionari di un'Italia che non esiste, come hai scritto nell'incipit del tuo editoriale. Allora, visto che hai avuto il coraggio di fare questa confessione, ti dirò, siamo in tanti, no, avere questa fissazione retriva e sconclusionata. Quindi volevo chiederti di sviscerare per tutti noi questa confessione e come mai condividiamo così in tanti questa malattia per cui esiste un Perché, islamismo. perché siamo la cosa peggiore possibile ormai in questa dimensione del politicamente corretto, cioè siamo una maggioranza di persone intermedie, quello che non conta più. Nell'esasperazione per cui tu devi dare un posto a tutto in modo che non esista un problema, chi rappresenta la normalità, questa parola che non si può più dire, è pazzo se vede qualcosa che turba questo ordine. E quindi noi siamo in un paese dove la parola pazzo si usa nello stesso tempo per definire il Presidente degli Stati Uniti, perché ragiona con una logica che noi non dobbiamo comprendere, altrimenti ci farebbe capire che l'Europa si è fermata da anni, preda di ideologie, e la stessa parola pazzo nello stesso giorno la usiamo per individuare un cittadino che ha il passaporto italiano, di origine straniera, che, come succede ormai da molti anni in questa deriva che ha preso un certo pezzo di popolazione che si aspettava da noi evidentemente un paradiso e non l'ha trovato, guidando un'auto a velocità folle travolge delle persone che passeggiano. Due pazzi, cioè il simbolo di una società che non sa più come chiamare le cose e quindi inventa una realtà che tu devi accettare. Per cui se la flottiglia, che non ha mai portato un chilo di pane a nessuno, che non ha mai contribuito a nulla a Gaza, viene fermata da Israele e trattata in maniera rude, pur ricevendo le scuse del governo, pur ricevendo la richiesta forte del governo italiano a far ritornare in Italia, fortunatamente a spese loro questi signori, ce li ritroviamo in Italia come fossero le frecce tricolori. Cioè noi dobbiamo adesso osannare questi ragazzi. Abbiamo visto una conferenza stampa in aeroporto preorganizzata da un parlamentare che si è autodefinito un prigioniero del 7 ottobre. Cioè siamo in un racconto che non esiste, dove io, te e chi dice semplicemente che quell'auto travolta che travolge a Modena degli innocenti somiglia troppo a quegli attentati di Kar Jihad per non esserne ispirata, solo dire questo significa che tu sei un razzista, un suprematista bianco in un paese autoritario, mentre pagare miliardi di euro per continuare così, questo è il futuro. Beh, sarà il futuro loro. Io mi auguro e farò di tutto perché non sia il futuro mio. Chiaro, sì, credo che tu abbia toccato il punto proprio indicando questo scollamento tra la realtà e la parola che dovrebbe descriverla. Ti volevo chiedere, come mai, diciamo, noi per un ventennio, no, neanche un decennio, se sopra le Alpi avveniva la scena che abbiamo visto a Modena, diciamo alla fine anche i sofisti e il politicamente corretto ammettevano che era un atto di terrorismo, no? Come mai sotto le Alpi diventa improvvisamente tabù e cosa vuole nascondere questa cosa? Perché siccome noi abbiamo la percezione chiara, ma non riusciamo a renderci conto di cosa percepiamo, che la politica non si assume più la responsabilità fino in fondo di guidare i processi sociali, abbiamo la necessità di modificare la realtà a nostro uso, cioè facciamo il contrario di quello che ci ha insegnato Harry Potter. Harry Potter aveva tanti poteri, tante formule magiche, tante pozioni, ma vinceva le sue battaglie non per quei poteri, per quelle pozioni, ma per le scelte che faceva, per come chiamava le cose.
cioè era la dimensione umana quella che vinceva in quel racconto. Noi che cosa facciamo? Usiamo la bacchetta magica. Siccome non sappiamo più come chiamarla questa Italia e quello che è diventata, la facciamo sembrare quello che piace alle nostre bandiere, ai nostri colori. Quindi, se tu sei di sinistra, fra un paio d'ore questo signore di Modena sarà un italiano, perché ovviamente è un italiano, e non si può dire di seconda generazione, lui è un italiano come gli altri, lo stanno dicendo anche a destra, quindi questo tracimare del politicamente corretto non riguarda solo la sinistra, riguarda il conformismo in generale. A cui cosa è scappata la frizione? Fra un po' si scuserà, fra un po' difenderanno lui anziché le persone a terra. Allora un paese così è inerme, un paese così deve riprendere coraggio di dire le cose con il proprio nome. Allora quello è terrorismo, perché è un atto fatto per provocare terrore nella gente, non ha altro motivo di essere fatto. Perché la procura non lo identifica come tale? Perché fortunatamente la procura si occupa di procedura penale e teme che metterci questa parola possa portare all'effetto opposto, cioè che un GIP, ritenendo che non esistono gli elementi sufficienti per usare quella parola, lo liberi. Allora, se per tenerlo in carcere dobbiamo chiamarla strage, a me va benissimo, ma mentre parliamo noi, tra di noi, quello è un car jihad, quello è un comportamento di un'esasperazione che sta ai margini della società, che va a riprendere colore e violenza, e dove la attinge? La attinge da tutti quei luoghi da cui l'hanno attinta i suoi colleghi della stessa età, della stessa storia, che in giro per l'Europa in questi anni hanno messo in scena queste cose. È un atto di emulazione, non sceglie l'auto perché in quel momento gli capitava, la sceglie perché quello nella sua mente significa qualcosa per noi. Quindi noi che guardiamo Modena dobbiamo avere paura, e quindi se abbiamo paura siamo vittime del terrore. Se poi la magistratura ritiene che per tenerlo in carcere si debba seguire un'altra strada, io non sono un magistrato e non sono un tecnico, seguano la strada che vogliono. Basta che vada in carcere chi è colpevole di un atto del genere e non si vedano invece le piazze che lo difendono e danno la colpa a me, perché io, bianco, fascista, cattivo, autarchico, l'ho reso incompatibile e quindi l'ho armato. Guidavo io quell'auto, non lui. Questo è il racconto che sta emergendo ed è un racconto pericoloso tanto quanto lui. Non c'è dubbio. Ad avvalorare questo quadro che ci stai dipingendo, ci sono altre parole, secondo me, che erano, diciamo, molto significative, che sono diventate quasi sempre, non sul giornale, che anzi le ha tirate fuori, credo, ma quasi sempre dei dettagli in cronaca. Cioè quel famoso bastardi cristiani e quel famoso il vostro Gesù ve lo brucio, che scritte, diciamo, anni prima da questo signore. Allora volevo chiederti, in questa emulazione, anche irriflessa, non consapevole fino in fondo, però come dire, queste persone introiettano un odio identitario, cioè per quello che noi siamo, volenti o nolenti. Per quello che noi siamo e che abbiamo finto di essere. Nessuno ha gridato laici cattivi, che togliete le croci dalle aule e non volete il Ramadan, laicismo secolarizzato, cultura senza un Dio. È una ridefinizione di termini fanatici di cose che non si conoscono. È evidente che il Corano non può raccontarci questa società, come il Vangelo non ha mai voluto raccontare le crociate, ma è evidente che in un determinato momento si utilizza attraverso il fanatismo la spiritualità trasformandola nel suo contrario. E l'islamismo, cioè la costruzione di un disegno di propaganda politica che utilizza il Corano per altre finalità, quindi è la cosa più distante dalla religione islamica e dal musulmano in quanto religioso, sta facendo questo in maniera organizzata, con strutture conosciute, che hanno con questa visione della società della paura un'aderenza costante dimostrata da decine di indagini. La stessa sinistra che oggi sventola bandiere in piazza per dire che la colpa sarebbe di questo Stato autarchico, è quella che firmò e che votò in Parlamento nella scorsa legislatura una relazione di servizi che spiegava proprio questo e che riportava la parola pazzo, che ricordiamoci sta scritta nella canzone di Guccini La locomotiva,
quella dove un pazzo si è lanciato contro un treno. Quindi è una parola che all'epoca, quando tu volevi raccontare l'idea anarchica contro uno Stato che opprimeva, la dicevano gli altri parlando di te, proprio perché non riconoscevano in te l'altezza, ovviamente negativa, ma l'altezza di un gesto ideale, di un sacrificio. Quindi sta nella loro cultura capire che non è così. Oggi siamo a parti rovesciate. Oggi la realtà, cioè la cosa più semplice in teoria, è talmente avvelenata da questi sinonimi, da questo modo di parlare, da questo cambiamento di significato alle parole, che siamo ubriachi di quello che vediamo e gli diamo quindi una collocazione da serie TV, li mettiamo tra i nostri preferiti. Queste azioni ci piacciono perché dicono che abbiamo ragione, il resto non esiste. E abbiamo quindi due visioni conflittuali dello stesso paese e poi ci meravigliamo che metà del paese non si ritrovi in questo schematismo, non capisca che cosa sta dicendo la politica, non capisca perché dovrebbe alzarsi per andare a scegliere da che parte stare. Indubbiamente, in questo spaesamento mi permetto di dire è un segmento della cronaca, ma mi sembra rilevante per quello che dicevi. A volte ci si mettono anche dei riferimenti che hanno a che fare con quella storia culturale secolare. Per intenderci, il vescovo di Modena che parla di Citroen impazzita o di dramma della solitudine, che ricorda comunque era italiano, non c'entra nulla l'immigrazione. Come mai c'è questo adeguamento, come dirti, allo spirito del tempo, ai luoghi comuni mondani, anche a volte da parte della Chiesa? Beh, la Chiesa italiana, perché a Certo. questo vescovo hanno risposto altri prelati di altri luoghi, soprattutto di luoghi come la Francia, dove tutto questo non lo denuncia soltanto la Chiesa, ma lo denuncia perfino l'islamismo. L'imam di Francia, esattamente come i vertici della conferenza episcopale francese, hanno da tempo una visione differente e denunciano la trasformazione di quella che era una cultura religiosa anche integrata, perché noi dobbiamo ricordare che l'islamismo negli anni 90 aveva raggiunto un livello di integrazione culturale enorme. Pensa a Mohammed Ali, pensa a Karim Abdul-Jabbar. Nessuno avrebbe mai pensato che quelle conversioni potevano significare un'opposizione culturale così profonda come invece 40 anni dopo viviamo. Noi oggi non abbiamo più i riferimenti nemmeno della fede, perché ci diciamo orgogliosamente laici, e quindi confondiamo quello che dice un vescovo dalla sciocchezza che può dire un vescovo. Un vescovo che parla del Vangelo sarà capace di farlo, ma un vescovo che parla di terrorismo potrebbe essere un perfetto incapace, come è stato quello di Modena, il quale ha detto delle cose che sono in completa dissonanza con tutto quello che gli esperti di questi fenomeni, sia di natura religiosa, spirituale, sia di natura investigativa, dicono da decenni. Quindi si informi prima di dire sciocchezze da un pulpito, perché non basta vestirsi da prete per essere prete e non basta essere buoni per essere cristiani, bisogna avere consapevolezza di quello che si dice e dell'effetto che questo produce. Poche ore dopo queste frasi, che non hanno nessun significato reale, sono politicamente corretto vestito da preghiera, abbiamo trovato un quindicenne che con una banda che stiamo ancora cercando di fanatici voleva fare un attentato in un parco e lo diceva pure, e questo è il vantaggio rispetto a quell'area grigia di cui fa parte quello di Modena, cioè che questo era talmente radicalizzato che parlandone al telefono siamo riusciti a fermarlo in tempo. L'altro no, lo teneva dentro questo odio, ma si è manifestato proprio perché era impercettibile attraverso gli strumenti classici della ricerca investigativa. Non puoi entrare nel cervello, devi almeno sentire qualcuno che parla. Certo. Noi a Modena abbiamo pubblicato l'intervista oggi di una testimone che sostiene di avere visto questo ragazzo ore prima di questi fatti parlarne con un altro su cui sono in corso delle verifiche, cioè il fatto che deve venire individuata la persona con cui questa donna parlava. Ma di questo fatto in Italia non parla nessuno, perché fa paura l'idea che fosse premeditato, ma è evidente che era premeditato. Si e dice. quindi se di fronte a un'evidenza
Le indagini ovviamente si muovono con cautela, perché devono, come dimostra il processo di Garlasco, dovrebbero portare delle prove alle loro tesi. Ma noi, che siamo le vittime complessive, la società, la comunità con le sue idee diverse della democrazia, deve avere consapevolezza che la difficoltà delle prove è un discorso tecnico, ma la comprensione del fatto, questo deve avvenire, perché se non c'è la comprensione del fatto è inutile cercare le prove. Assolutamente. Ci fermiamo solo 30 secondi, torniamo immediatamente con Tommaso Cerno. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci a Parlando Liberamente col direttore del giornale Tommaso Cerno, che ci ricordava il caso del quindicenne tunisino di Firenze, diciamo ancora più difficilmente riconducibile, no? Una cartella clinica, un problema psichiatrico, visto che interagiva con profili che si riferivano chiaramente all'ISIS e autodichiarava di voler fare un atto di terrorismo. Volevo chiederti, unendo questi casi, non c'è neanche una grande ipocrisia o diciamo si finge di non capire il cambio di natura del terrorismo, che però è avvenuto da tempo, no? Cioè dalle strutture rigide, gerarchiche, Al-Qaeda, il primo ISIS che addirittura aveva uno Stato, al cosiddetto terrorismo pulviscolare, no? Che poi diventa catalizzatore anche di menti labili, perché può esserci una componente ovviamente psichica, ma insomma si finge di non vedere la natura attuale del network terrorista. C'è questa componente secondo te? Beh, il processo evolutivo del terrorismo non è casuale, è un processo meditato e costruito sulla base delle attrazioni della società capitalistica occidentale. Cioè il terrorismo si è presentato secondo il nostro gusto per farci più paura. Nel 2001, nell'11 settembre, avviene qualcosa che l'Occidente per molto tempo, per molti secondi, ritiene essere falso, ritiene essere un film, qualcosa che noi avevamo potuto solo immaginare. Poi ci rendiamo conto che invece è avvenuto nella realtà. Poi arriva l'ISIS, che invece con un terrore, diciamo alla Stephen King, no? Fermando dei singoli viaggiatori occidentali che con un countdown venivano sgozzati in diretta, mostra come può succedere a tutti. E oggi c'è questa indeterminatezza del popolo dei cattivi, del popolo degli jihadisti, che si mescolano tra di loro, tra quelli che vogliono aderire a una gerarchia, che sono martiri prima ancora di uccidersi, perché vogliono dire di far parte di quell'idea del mondo, e chi invece è nascosto nella quotidianità, protetto da leggi e da un buonismo che ci dicono che è colpa nostra se l'integrazione ci sembra mal riuscita. Tutto questo è ordinato da chi questa propaganda la svolge e la finanzia e costruisce meccanismi di finanziamento di cui fanno parte, come dimostrano molte indagini, la presenza di singoli personaggi all'interno di questi quadri, la stessa flottiglia. La flottiglia è composta da molte persone che ci vanno in buona fede perché sono vittime di questo racconto, e altri che la organizzano, che sono direttamente collegate a strutture come Hamas, a strutture come Fratelli Musulmani. Questo è un tema reale, perché loro hanno raccontato questa storia molto bene, così come a noi piaceva, e perché il primo obiettivo di Fratelli Musulmani è che di fronte a un atto di violenza la società che lo subisce, l'Occidente così evoluto, si divida e litighi al suo interno. Questa debolezza ulteriore è un elemento nuovo del terrorismo. Di fronte all'11 settembre noi ci siamo uniti, oggi ci dividiamo di fronte alla piccola Modena, piccola rispetto all'11 settembre, perché fa parte del loro progetto di propaganda. Noi stiamo rispondendo come i migliori utenti del terrorismo globale, e così come i nostri ragazzi vivono una seconda vita nei telefonini, la vivono i terroristi. Loro lo sanno come usare la tecnologia per diffondere questo pensiero senza essere visti, e dicendo a noi che è colpa nostra se ci sono delle storture nel nostro modello di vita, che è basato sulla conflittualità,
l'Occidente, e che quindi nel momento in cui la esaspera, come la esaspera oggi, sta andando fuori dalla direzione della democrazia, cioè quella di restare comunità di fronte a pericoli che colpiscono tutti. Quando si è riuscito a rompere quella diga, si è riuscito a fare metà del lavoro, perché il resto lo facciamo noi, che stiamo dibattendo su come chiamare quell'attentato, anziché fare in modo che non avvenga più. Sì, detto così è obiettivamente grottesco. Volevo aggiungere, a proposito di complicità, conscia o inconscia, o collateralismo culturale quantomeno, c'è questa notizia che è anche quella con cui apre oggi il giornale: una croce sul PD, apre la scuola di voto per elettori islamici, cioè relativamente all'imminente voto delle comunali di Venezia. Mi sembra di capire che si ormai dichiara pubblicamente che il partito di riferimento della comunità islamica è il PD. Cos'è come dirti, la nemesi del progressismo? Cosa c'è dietro? Beh, sta cercando di rimanerlo, perché sono avvenuti dei fenomeni che hanno scavalcato perfino questo progetto, cioè l'idea di utilizzare questo disagio, questa immigrazione, per costruire comunità che al proprio interno rimanessero isolate dall'Occidente normale, cioè disintegrate, come dico io, per poi utilizzarle al momento del voto. Abbiamo visto come negli ultimi mesi la struttura di queste associazioni, utilizzando l'orrore di Gaza come grande bandiera del cuore per farci sentire tutti più buoni se andavamo in quella direzione, abbia di fatto organizzato meccanismi politici di avvicinamento alle urne, di costituzione di gruppi. Il PD ha gestito per molti anni questa immigrazione con anche questa finalità. Oggi si trova a rischiare di essere scavalcato da partiti che lo fanno da soli, cioè da partiti islamici, come è avvenuto a Monfalcone, dove tutti hanno riso, ma al primo tentativo elettorale è andato oltre il 4% quel partito, dove sta succedendo a Roma, dove c'è un partito islamico dichiarato con un portavoce che si presenterà alle elezioni, e come sta succedendo nel resto d'Europa, dove sono più avanti di noi, dove basterebbe guardare. In Inghilterra noi abbiamo assistito a delle elezioni dove i partiti islamici hanno avuto la maggioranza assoluta degli eletti, cioè sono tutti del Bangladesh gli eletti, perché non passano più neanche attraverso i Labour, non ne hanno più bisogno, perché in questo meccanismo di, diciamo, inserimento della cultura islamista dentro una società democratica, con la scusa che nelle democrazie si può fare tutto, con la confusione di idee sul concetto di democrazia, non è più nemmeno l'idea di fare da stampella elettorale a una sinistra che in cambio di questi voti ovviamente aprirà ulteriormente all'immigrazione, aprirà ulteriormente alla presenza sontuosa di questa cultura nelle nostre scuole, negli uffici pubblici. Avremo i documenti scritti in arabo, avremo il Ramadan che dovremo celebrare anche noi, ce lo venderanno come un ponte in più e quindi farà bene a tutti. Avremo tutto questo, però siamo già a una velocità tale in cui c'è chi dice ma allora ci autodeterminiamo, faremo i partiti da soli, faremo da soli. E questo è già iniziato anche in Italia. In luoghi come l'Inghilterra, come la Francia è già avvenuto, già succede. I giuramenti sui versetti del Corano sono ormai all'ordine del giorno, dopo il sindaco di New York, quello di Birmingham. Quindi noi siamo dentro un processo di cui conosciamo i pericoli, che è stato denunciato in molti momenti nell'Occidente recente, negli ultimi 50 anni, è sempre sottostimato e sottovalutato. Sì. Ma oggi la tecnologia, i social, la possibilità di parlare a tanta gente senza essere visti, ha reso velocissimo questo processo che prima era lento, poteva essere controllato e misurato. E oggi vediamo questi video dove si insegna a quelli del Bangladesh dove mettere likes alle elezioni, che loro hanno il diritto di mettere, ma che diventa un esercizio di comunità, non italiana, non europea, non democratica, di comunità islamista. Mi viene da dire che allora in questa accelerazione, cioè per molti anni magari come iperbole mi veniva da dire che aveva già detto tutto con la sua profezia Michel Houellebecq. Adesso non è un'iperbole, adesso sta avvenendo esattamente quel paradosso per cui spesso l'idea è usare le procedure, i riti, gli spazi, no, della democrazia liberale
per introdurre istanze che però sono in contraddizione, no, con la democrazia liberale stessa. Come si fa a arginare a uscire da questo paradosso, diciamo? Beh, siamo in forte ritardo. L'aveva già detto la Fallaci, ma siccome la Fallaci era una donna, interessava poco sia la cultura islamica sia quella occidentale in quel momento. Adesso noi la recuperiamo perché abbiamo un consolidamento non del femminismo, ma del femmineo. Mentre il femminismo si sta sciogliendo dentro l'LGBT, il gender, quindi per la sinistra le donne non esistono più, la generazione dei figli passerà attraverso altri sistemi, la famiglia è qualcosa che diventerà più vasto e più largo, la famiglia affettiva non si sa quanti componenti avrà, in questo è molto simile alla poligamia islamica pur per ragioni diverse. Noi invece stiamo recuperando il ruolo della donna che denuncia liberamente qualche cosa che l'uomo ancora non vede, cioè la fallacia, il femminismo e la difesa dei diritti democratici della donna sono diventati patrimonio conservatore. Questo è il passaggio che abbiamo fatto, dove i progressisti cosiddetti sono molto più in là, stanno parlando di un altro modello di società. E questo allarme, nonostante tutto, ancora ci sembra impensabile. Perché? Perché tutto quello che spaventa negli ultimi 80 anni non è mai stato preso sul serio. Tant'è vero che sul Covid noi abbiamo avuto delle reazioni che erano le reazioni di un popolo che era tramortito, perché succedeva qualcosa che avevano visto solo nei film, tutto chiuso, tutto fermo, questo virus invisibile, tutti con la mascherina. Era talmente come l'abbiamo immaginato il mondo che non vorremmo da non avere gli anticorpi per reagire, per discutere. Siamo entrati in una fase, quella sì, di fascismo temporaneo, che poi ci ha mostrato che la scienza, spiegando a posteriori, avrebbe potuto e dovuto modulare. Ecco, l'islamismo si comporta allo stesso modo. Lo respingiamo dal profondo, perché siamo democratici, dicendo che è impensabile che sia così, che chi dice questo è il cattivo della società, chi lo denuncia è il problema. Ma se tu rifletti, noi facciamo spesso questa cosa. In Italia chi denuncia un problema è più pericoloso del problema stesso. Noi ce la prendiamo spesso con chi denuncia un fenomeno e non con il fenomeno. Noi ce la prendiamo con chi li chiama maranza, ma con i maranza non abbiamo a che fare, non facciamo nulla. Abbiamo lasciato occupare i nostri spazi e prendere pezzi della nostra vita quotidiana. Loro lo sanno e quindi se ne vantano. E dove se ne vantano? Su quegli stessi social da cui hanno appreso che noi eravamo diventati così. E quindi questo ragazzo di Modena, che per la sinistra è un pazzo, ha come avvocato un avvocato che si occupa di terrorismo islamico e che fa parte di associazioni internazionali. Allora, se io sono un pazzo, prendo un avvocato che si occupa di profili psichiatrici per cercare di evitare il carcere dimostrando che sono pazzo, non prendo un avvocato che si occupa di tirar fuori dal carcere i terroristi, se no significa che io lo so chi sono. Sì, diciamo che la coincidenza emerge. Tra l'altro è un avvocato legittimamente chiaramente impegnato a sinistra, impegnato anche nel boicottaggio dei prodotti, no, israeliani. Cioè, insomma, c'è una cornice. Un avvocato anche molto caro. Questo non lo sapevo. Fa parte di un gruppo importante, perché la legislazione democratica delle nostre democrazie, così farraginosa come sappiamo, piena di leggi e di cavilli, è stata studiata per anni da chi oggi la vuole utilizzare per vincere dei processi che nell'immaginario collettivo sono impensabili, e quindi sono persone molto preparate, molto più dei nostri avvocati, a dirci cosa la nostra legge deve consentire di fare e quanto noi abbiamo diritto di critica. Questo è un altro tema. La democrazia è piena di falle, perché si basava su un patto sociale di convivenza civile di una comunità che poteva essere multietnica, multiculturale, ma aderiva agli stessi valori. Oggi tu usi quella grammatica penale per una società che non aderisce agli stessi valori, che dice che la democrazia consente a me di picchiare mia moglie perché nella mia cultura si può fare, esiste una sentenza di Cassazione che lo afferma. Quindi questo cambiamento, questa mutazione del quadro dei valori dovrebbe determinare un cambio delle regole, e invece noi allarghiamo sempre di più dicendo siamo noi che non capiamo, e abbiamo fatto partire un'epidemia di fanatismo
che stiamo cercando di curare dicendo che sono casi isolati. Sì, questa è la cronaca. Volevo, scusami, in chiusura sterzare, ma in realtà fino a un certo punto, perché di fronte anche a questo scenario di emergenza anche culturale, anzitutto, ma non solo emergenza, poi anche che prende le vesti di quella macchina, che spacca con le gambe, intendiamoci. Ma in generale, volevo chiederti, non ti sembra che da dopo il referendum ci sia stato un momento di diciamo eccesso di trinceramento in difesa del governo di centrodestra, e se sì, quali sarebbero i fronti su cui invece riandare all'attacco in quest'ultimo scorcio di legislatura, ecco. Sai, il nostro governo nasce e vive su una contraddizione molto profonda. Noi siamo il paese che ha il governo di centrodestra più forte d'Europa. Certo. Ma siamo anche il paese dove è guidato in teoria da un leader conservatore con un partito popolare più piccolo, che sarebbe rappresentato da Forza Italia. È evidente che in Italia non può essere che i popolari sono il 10% e i conservatori sono il 30%. Vuol dire che c'è già un mix culturale tra popolari e conservatori talmente profondo che vede in Giorgia Meloni un leader del futuro, cioè di una destra che noi non sappiamo come chiamare, che sta nascendo in questi anni e con cui noi abbiamo a che fare, che cerchiamo di classificare con modelli vecchi. Questa contraddizione porta a non comprendere se noi dobbiamo affidarci a dei valori sostanziali che quindi vedono un certo pezzo delle democrazie gridare, chiedere aiuto e hanno bisogno di risposte nette, o in quella famosa area liquida del cosiddetto centro, che in realtà non è mai esistito, nel senso che la democrazia cristiana non era il centro, era un monopartito che governava sempre, doveva solo decidere se farlo con i socialisti, con i liberali, con i repubblicani o da sola. Cioè le elezioni della Prima Repubblica erano elezioni primarie di fatto, non elezioni politiche, perché il Partito Comunista non poteva vincere. Quindi in questo momento in cui tu hai due modelli opposti di società, la tendenza della nostra storia è moderarsi, mentre la richiesta è idee chiare. Diteci cosa pensate delle cose. Quindi la paura di parlare di Trump, la paura di parlare dell'attentato è il sintomo di questa ansia, di non comprendere che cos'è questa destra che è nata e perché in Europa la stessa maggioranza, con il Partito Popolare ovviamente più forte dei conservatori in proporzioni più logiche, quando agisce contro la maggioranza di sinistra che in teoria ha rieletto von der Leyen, fa le cose migliori, frena il Green Deal, frena sull'immigrazione, copia il modello Albania, perché il pragmatismo del Nord Europa, che si sente per la prima volta in crisi, è più forte della nostra filosofia, insomma. E quindi io dico solo alla destra, sii te stessa, anche se non sai che cosa sei esattamente, sii te stessa. Certo, diciamo che bisogna abdicare a volte a una sorta di sudditanza culturale introiettata che peraltro non ha più ragion d'essere, obiettivamente, no? Perché Non ha più ragion d'essere, ma che sono stati bravissimi a costruire e che è anche quella un progetto scientifico, non è fatta casualmente. Ah no, certo. Il fatto che al referendum spostino i voti le scuole, la Chiesa italiana e l'Islam, perché quella è la differenza dalle elezioni politiche, la dice lunga sul lavoro scientifico fatto, non è casuale. No, indubbiamente bisogna averne coscienza e regolarsi di conseguenza. Direttore, io ti ringrazio molto di essere stato ai nostri microfoni. Grazie a te, grazie a voi. E buon lavoro. E viva la libertà. Sempre, sempre.